72enne Margherita Ceschini, i carabinieri eseguono 4 fermi per omicidio volontario premeditato. L'ex marito Enzo Lorenzone, mandante del delitto, insieme alla compagna dominicana e 2 connazionali. Il divorzio tra la vittima e il marito, i litigi per i soldi, poi l'idea dell'80enne e della compagna 32enne di simulare la morte naturale della donna. Assoldati 3 sicari, 2 restano da identificare. Tragedia nel ciclismo nella prima tappa del Giro dell'Alta House. Il 17enne di Cartigliano, Jacopo Venzo, cade dalla bicicletta mentre affronta una curva in discesa, il dolore e il cordoglio. Dramma della strada a Ponte Alto, a Vicenza, un'automobilista colta da malore ha falciato 2 persone che adesso sono ricoverate in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo. Ancora forti raffiche di vento e fitte grandine in Veneto, a Torreglia, scoperchiate scuola materna e teatro, una coltre di ghiaccio a Mira, a Venezia, crolla l'impalcatura di Palazzo Ducale. Ho avuto paura, spero si intervenga nell'area. A parlare il presidente di Union Camere Veneto, Pozza, protagonista ieri pomeriggio a Treviso di un'aggressione da parte di un gruppo di sbandati. Festa di compleanno speciale alla residenza per anziani di Monastier, dove Carmen, 100 anni, racconta che la sua forza sta nella fede e nelle preghiere che rivolge per la protezione di Papa Francesco, di chi governa il paese e dei suoi cari. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano la svolta nelle indagini dell'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne morta lo scorso 26 giugno in una palazzina di Viale 28 aprile a Conegliano. I responsabili sarebbero l'ex marito della Ceschin, l'attuale nuova compagna dell'uomo e almeno altre 5 persone, i particolari nel nostro servizio d'apertura. Avrebbe architettato l'omicidio dell'ex moglie per ereditarne gli averi e fuggire a Santo Domingo con la nuova compagna di 40 anni più giovane. Sarebbe questo il movente su cui hanno lavorato i carabinieri di Conegliano per fare luce sulla morte della 72enne Margherita Ceschin, avvenuta in questa palazzina di Viale 28 aprile poco meno di un mese fa. Principale indagato Enzo Lorenzone, 80 anni, che attraverso la nuova compagna 32enne di origini domenicane e 2 intermediari dallo stesso paese avrebbe assoldato 3 sicari. I 3 avrebbero dovuto simulare un malore soffocando la donna con un cuscino mentre dormiva, ma qualcosa sarebbe andato storto se il telefono della vittima è finito sotto un rubinetto per renderlo inutilizzabile. Un particolare che ha messo in moto le indagini inizialmente su un'ipotesi di rapina in casa finita male, ma il fatto che non fosse stato asportato nulla e che il cadavere, pur con un colpo al capo, fosse composto sul divano, ha portato gli inquirenti a indagare anche sui rapporti familiari del 72enne. E proprio sull'ex marito e la nuova frequentazione è stato l'anello di congiunzione tra la vittima e i suoi carnefici, ripresi dalla videosorveglianza pubblica di Conegliano mentre passavano più volte in sella delle biciclette davanti al condominio di Margherita Ceschin. Poi il controllo sulle celle telefoniche attive quella sera e in quella zona avrebbe dato ulteriori riscontri che hanno portato questa notte al fermo dell'ex marito, della giovane compagna e di 3 domenicani con l'accusa di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. Sgomento per il movente, ma soprattutto mandante dal sindaco Fabio Chies. Senta, lei tra l'altro l'ha avuto vicino durante i funerali, non si era accorto di nulla? Ma guardi, questa è una follia, vedere persone che stanno male, che fingono e che poi te li ritrovi come mandanti di un omicidio è un qualcosa che destabilizza tutti quanti, anche noi che siamo abituati a vederne tante, ma a questo livello non eravamo mai arrivati. Oltre a ciò anche la soddisfazione per aver messo la videosorveglianza comunale a disposizione della giustizia. Abbiamo investito 150.000 euro anche quest'anno, stiamo riempiendo il territorio di telecamere perché è l'unico modo poi per accertare i delitti. Ricordo che a Conegliano tutte le rapine, anche quelle fatte alle signore anziane, sulle collanine e il resto, sono stati identificati e recuperata la refurtiva. Dobbiamo spingere in questa direzione. La notizia degli arresti ha raggiunto subito i residenti del condominio di Margherita Ceschin. C'è da rimanere sconcertati. Direi tanto di sì. Cosa ne pensa di questa? Ne siamo molto contenti. Siete contenti di questa? Allora, grazie. Sì. C'è shock anche a Ponte di Piave, dove Enzo Lorenzone risiedeva nella frazione di Negrisia, ma in passato l'intera famiglia, compresa Margherita, aveva vissuto in una villa in centro a pochi passi dalla locanda Roma. Una famiglia chiusa, racconta qualcuno, si faccia chiarezza, chiede il sindaco. Abitavo dove lui c'ha la campagna, ma non credevo una cosa del genere, non credevo proprio. Sì, non so neanche cosa dire, sono rimasto male. Ma che famiglia era? Per me era buona, ma però
Visto quello che è successo sono rimasto proprio male. C'è smarrimento a Ponte di Piave, dove Enzo, l'ex moglie Margherita Ceschini e le figlie hanno abitato per anni in questa villa a ridosso della locanda Roma. Immobile di loro proprietà è attualmente chiuso. Tutti li ricordano come una famiglia riservata. Bisogna andare indietro nel tempo, che abitassero qui. Un po' chiusi per sé, ha capito? Erano un po' chiusi per sé. Qui aveva il locale. Ha cambiato 2 proprietari, poi l'ultimo non so perché sia andato via, o per questioni di affitto o per altri motivi, non saprei dirvi il perché. Io non sapevo quasi niente, sapevo che non vivevano più assieme, però sinceramente non posso dire nient'altro perché ero troppo distante. Qui nella villa del centro di Ponte di Piave ogni tanto si vedeva ancora Enzo che faceva la spola avanti e indietro da Negrisia, dove si era trasferito da anni, tra i campi e i vigneti di famiglia, e dove poco prima dell'alba sono arrivati i carabinieri. Ho sentito un momento di sirena, però dopo io non so dirle. Non è chiaro se al momento dell'arresto nella cascina fosse presente anche la 32enne dominicana, collaboratrice domestica, diventata la compagna, una presenza fissa, raccontano alcuni vicini di casa, senza voler comparire, così come non vuole comparire il fratello di Enzo, Roberto, che chiede il silenzio. I rapporti tra i due comunque erano molto deteriorati. Si fa portavoce della sua comunità la sindaca Paola Roma. Intanto ringrazio le forze dell'ordine per l'importante lavoro che stanno svolgendo per portare alla luce i fatti di come si sono svolti. Sono vicina appunto alle figlie della signora Margherita, che appunto è stata una nostra compaesana, e che i nostri concittadini, sia a nome mio che a nome di tutta la cittadinanza, la ricordiamo come una persona sempre pronta, disponibile, ma soprattutto una gran lavoratrice. Che venga fatta chiarezza assolutamente in un episodio che è inaccettabile e che venga portata alla luce quello che è accaduto ad una donna che non meritava di morire in questa maniera. Cambiamo argomento, la tragedia che si è consumata al Giro dell'Alta Austria, dove ha perso la vita Jacopo Venzo, 17enne, morto in sella alla sua bicicletta dopo una caduta. Una violenta caduta durante una discesa in montagna, l'impatto forte, la paura, la speranza e poi il dolore straziante per la morte di Jacopo Venzo, 17enne di Cartigliano, che ha perso la vita in Austria durante la prima tappa della Junioren-Rundfahrt. Ci sono momenti in cui la vita ti mette in ginocchio, improvvisamente, senza preavviso, senza chiedere permesso. A terra, distrutti dal dolore, ci sono i familiari, gli amici, i compagni, gli sportivi e l'intera comunità di Cartigliano e di Nove, dove Jacopo è cresciuto e ha pedalato fino a pochi mesi fa con la Velo Junior 9. L'annuncio è arrivato oggi, anche se la tragedia si è verificata ieri da parte della sua nuova squadra, la Campana Imballaggi Geo & Tex Trentino. Il giovane ciclista è deceduto in ospedale per le ferite riportate. I parenti la scorsa notte sono giunti a Linz. La gara a tappe è stata annullata, la squadra ritirata dalla competizione. Lui, giovane campione, in sella alla bici e nella vita, stava rincorrendo i suoi sogni insieme ad altri 140 concorrenti di vari paesi europei. Jacopo è nato e cresciuto ciclisticamente parlando a Nove, lui è di Nove, al Velo Junior 9 ha mosso i suoi primi passi e da quest'anno, passando nella categoria juniores, è passato con me alla Campana Imballaggi Geo & Tex 2000. Jacopo, come tutti gli altri ragazzi, è per me un figlio a tutti gli effetti. Un figlio straordinario, un ragazzo di quelli che ogni genitore vorrebbe, mai una lamentela, mai uno sgarro con gli altri ragazzi, un ragazzo che si faceva voler bene da chiunque. La nostra priorità adesso sono i ragazzi, perché chiaramente sono stati scossi da quanto accaduto, e soprattutto la famiglia, stare il più vicino possibile alla famiglia. Adesso appena rientrano tutti quanti ci troveremo. Jacopo fa parte di una famiglia numerosa, 3 fratelli e 2 sorelle, e poi c'è la grande famiglia del ciclismo, di chi gli vuole bene. Jacopo, un ragazzo di 17 anni, con un futuro tutto da scrivere nello sport e soprattutto nella vita, e per questo fa ancora più male. Tutto a Cartigliano si stringe intorno alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che volevano bene a Jacopo in questo momento di immane dolore.
Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il ricovero in ospedale, Jacopo è deceduto per le gravi ferite riportate, hanno comunicato la Federazione Ciclismo dell'Alta Austria e gli organizzatori. Il 17enne, proseguono, stava scendendo da solo ed è rovinosamente caduto in una lunga curva a sinistra. Adesso c'è solo il dolore, il cordoglio e il saluto dei suoi compagni. Abbiamo un angelo in più a proteggerci dalla E tragedia della strada a Ponte Alto a Vicenza, una automobilista colta da malore ha falciato 2 persone che adesso sono ricoverate in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo. Sangue sull'asfalto. La tragedia si consuma all'improvviso in pochi terribili istanti a Ponte Alto a Vicenza. Una sera come tante davanti al supermercato dove le auto entrano ed escono in un via vai incessante. È l'ora di chiusura dei negozi e un gruppetto di persone si trova nel piazzale davanti al punto vendita di telefonia dove lavorano. Da lunedì apriranno a 300 metri di distanza. È l'ultima volta che abbassano questa serranda, ma è il momento sbagliato. Un'auto in uscita dal supermercato improvvisamente sbanda. Alla guida una ottantenne che è andata a fare la spesa con la nipote. La donna in quel momento avrebbe un malore. Va a sbattere contro il muretto, poi inavvertitamente continua dritta, senza controllo, sfonda i piloni che delimitano il supermercato, piomba a tutta velocità sul piazzale accanto e falcia 2 dipendenti del negozio di telefonia, facendoli volare a metri di distanza. Lo scontro è terribile e la corsa della macchina finisce contro un'altra automobile parcheggiata lì accanto. La tragedia si è consumata. Per terra restano un ragazzo di 26 anni di Altavilla e la collega di 45 anni di Torri di Quartesolo. Appaiono subito gravissimi. La gente attorno è attonita. Accorrono la guardia giurata e i dipendenti del supermercato. Vengono prestati i primi soccorsi e lanciato l'allarme. Sul posto si precipitano i vigili del fuoco e la polizia locale di Vicenza con le ambulanze del SUAM 118. I medici e gli infermieri si rendono subito conto che la situazione è grave. Il giovane ha grosse ferite in faccia, mentre la donna avrebbe riportato diverse fratture alle gambe, al bacino e un trauma cranico. Vengono portati all'ospedale San Bortolo in codice rosso, assieme all'anziana alla guida dell'auto che i pompieri liberano dalle lamiere. La signora si riprende dopo il malore. Oggi il giovane investito è in codice giallo. Restano gravi invece le condizioni della 45enne di Torri di Quartesolo, che si trova ricoverata in terapia intensiva. Vittima di una tragedia imprevista e imprevedibile. Un giorno come tanti. Nuova allerta meteo in Veneto per criticità idrogeologica e idraulica legata a possibili temporali intensi sul territorio delle Dolomiti, emessa dalla Protezione Civile da oggi fino alle 24 di domani. Ma nemmeno oggi il maltempo ha risparmiato la nostra regione con raffiche di vento e pioggia. Vediamo cosa è accaduto nel Padovano. Nuova ondata di maltempo nel pomeriggio anche a Padova e provincia, specie nei comuni dell'Alta e in quelli verso il Veneziano, dove vento, pioggia e grandine hanno creato danni, disagi e anche qualche blackout elettrico. Decine le chiamate dei vigili del fuoco che si sono sommate a quelle di ieri sera. A Vigonza numerosi gli alberi caduti lungo le strade, ma anche tetti danneggiati e tralicci piegati. A Limena gli alberi hanno ostruito le strade principali, creando disagi al traffico. A Campodarsego molti tetti danneggiati e intere zone del comune sono rimaste senza elettricità per una parte del pomeriggio. Danni evidenti anche sui Colli Euganei, a Torreglia, dove la scuola materna e il teatro La Perla, in pieno centro, sono stati devastati dal vento, che ha strappato anche la guaina dai tetti, volata a decine di metri di distanza. Alberi divelti anche a Montegrotto e in tutte le terme. Intanto ieri si erano registrate piogge fortissime, miste a grandine nel primo pomeriggio e poi in tarda serata, con un vento a raffiche che ha causato la caduta di centinaia di piante. In città la pioggia della sera aveva allagato molte strade, da via Facciolati al Portello, che vediamo in queste immagini, alla Guizza e via Bembo, dove erano caduti molti rami e anche qualche albero meno resistente. E poi i danni all'agricoltura e ai raccolti, soprattutto il mais, ma anche gli ortaggi, i vigneti e la soia. Si parla di 15 milioni di euro di danni alle coltivazioni in provincia di Padova.
Forte vento e grandine anche in provincia di Venezia. In laguna è caduta un'impalcatura a Palazzo Ducale. Decine di chiamate anche oggi ai vigili del fuoco a causa di una nuova ondata di maltempo in provincia di Venezia. Forte vento, pioggia, ancora alberi caduti, una quarantina gli interventi richiesti ai vigili del fuoco, soprattutto lungo la riviera del Brenta, Mira, Mirano, Dolo, Santa Maria di Sala. Su Marghera si è abbattuta una forte grandinata, oltre che strade completamente allagate. Bloccato da un albero il passaggio che porta al centro commerciale La Nave de Vero. Colpita anche Venezia, a Malamocco i vigili del fuoco con i sommozzatori sono intervenuti per un'imbarcazione bloccata. In Rio San Boldo, invece, dopo la grandinata, l'acqua è diventata quasi arancione, probabilmente a causa del dilavamento del terreno di un campo da tennis privato poco distante. Paura anche a Punta Sabbioni, Cavallino, Treporti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione, l'ha monitorata nei giorni scorsi e ha dato supporto ai vigili del fuoco. Adesso faremo la conta dei danni, cercheremo come le procedure previste. Lunedì avremo una riunione con la Regione anche per capire tutte le modalità di rimborso, visto che è stato dichiarato lo stato d'emergenza, quindi capire anche poi come muoverci. E tra chi necessita urgentemente di rimborsi sono ancora gli abitanti di Dolo, che si erano appena rialzati dal tornado del 2015 e che continuano a subire danni da mercoledì. Case, auto, ma poi c'è anche chi segnala la necessità di manutenzioni, come il parcheggio adiacente a Via Rizzo. C'è un'altra situazione che ritengo di estrema urgenza in questa zona, che mi riferisco appunto all'area del parcheggio, che come vediamo è una questione da risolvere. In questo parcheggio deve essere assolutamente asfaltato, regolamentato, perché per come l'ho vissuto ieri era veramente, come in altre situazioni, a rischio di forti lesioni, di danni ancora più gravi. Quindi anche questo parcheggio, a mio parere, come anche mi faccio portavoce anche di tutte le persone che abitano qui, è davvero urgentissimo che venga regolamentato e asfaltato. Ieri era stata la zona del Bassanese ad essere stata duramente colpita, in particolar modo Tezze. Oggi siamo entrati nell'abitazione di chi non ha più un tetto. La cronaca di una vera e propria tragedia, una tempesta perfetta che si è abbattuta su Tezze e sul Brenta, lasciando delle cicatrici importanti, diventa il racconto anche di tante storie di persone, di cittadini in difficoltà, come la casa che stiamo visitando oggi. Lo vedete alle mie spalle, ci sono ancora i teli che coprono i mobili perché il tetto è stato completamente danneggiato. In casa ogni volta che piove scende acqua. Signora, veramente una situazione drammatica. Lei diceva che non dorme da 4 notti, vive con le bacinelle e con la speranza che qualcuno venga a risolvere il problema. Io ho chiesto semplicemente che mi vengano a mettere un telone, che tutelarci sopra il tetto. Questo ho chiesto, perché se io non avevo bisogno, se potevo andare sopra il tetto, ci andavo io e mio marito sopra. Prima si fanno quelli che non hanno la copertura della guaina prima. Signora, come sono stati questi giorni? Terribili. Guarda, io non auguro a nessuno di quale terremoto. Mi domando se penso c'è stato un terremoto qua. E allora il terremoto, quando prende fuoco una casa, ti mettono in sicurezza, giusto? Questa è uguale. A me non hanno messo in sicurezza nessuno qua. Sono tante le case che anche qui nel vicinato si trovano grosso modo nella stessa situazione. Lei ha avuto modo di parlare proprio con i vicini? Ho parlato, la situazione che ho io, qua con quelli che ho parlato, non c'è. L'acqua che ho io dentro non ce l'hanno, avevano qualche goccia, gocciolava, ma non come me. E hanno già il telone. Tanti se lo sono messo perché le casette più basse e se sono arrangiati anche tante qua. Ma mi non posso andare sopra. Si è alzato il vento e il telo è volato via praticamente perché non avevamo i sacchi di sabbia. I sacchi di sabbia erano introvabili perché abbiamo tutte le edilizie qua vicino, non ne avevano. E così in molti hanno dovuto riempire sacchi con la ghiaia del sentiero di casa, con sassi o mattoni. La pioggia, arrivata in tarda mattinata, ha accentuato i problemi e aumentato la paura. La macchina dei soccorsi di Tezze è partita subito, ma le richieste sono ancora tante. Intervenire è necessario ed è soprattutto una questione di tempo, in tutti i sensi.
Ho avuto paura, spero si intervenga nell'area a parlare il presidente di Unioncamere Veneto, Pozza, protagonista di un'aggressione, vittima di un'aggressione ieri pomeriggio in pieno centro a Treviso. C'è il timore perché questa gente qui sa chi sei, no? E quindi sa dove parcheggi e quindi il segretario ha avuto anche a suo tempo la macchina, insomma, con delle strisce. C'è sempre un po' di timore, ovviamente sempre di più. Difficile cancellare la paura per il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza dopo le minacce e il tentativo di aggressione subiti ieri fuori dagli uffici di via Fiumicelli. Sono circa le 14, in quel momento sulla città sta imperversando un forte temporale. Quando Pozza esce da una porta di servizio sotto i portici, di fronte all'ingresso trova un gruppo di ragazzi. Trovo i soliti sbandati e mi faccio largo, ma già era mezz'ora che gridavano, battevano pugni e altro. E a quel punto gli dico calmi, e uno si toglie la maglietta, inizia ancora di più a litigare con l'altro, lo butta per terra, gli dà cazzotti e gli dico ragazzi calmi, fermi. A un certo punto un ragazzo dell'est alto mi viene incontro con fare minaccioso, mi dice cosa vuoi, dammi il telefono. A quel punto il presidente si rifugia in un bar vicino, da dove chiama i carabinieri che in pochi minuti raggiungono la zona, ma il gruppetto nel frattempo si è allontanato. Vederti venire contro un ragazzo di oltre 1,80 m con fare minaccioso non è piacevole, ho avuto paura, racconta ancora Pozza. Non è una novità perché dicevo, sì, ci sono le telecamere, però nonostante ci siano le telecamere, ok, questi continuano a fare quello che vogliono. Quindi bisogna togliere l'alcol, insomma non è possibile, poi c'erano dei turisti dentro nel bar, anche il bar era pieno di gente, insomma è brutto vedere questi episodi, questa gente che si rincorre a parolacce, ubriachi, mezzi nudi. È una brutta immagine, sì, ma che è tutta circoscritta in quei 50 metri che sono di porticato. Appena 15 giorni fa c'era stato un vertice tra Camera di Commercio, Forze dell'Ordine, Prefetto e Questore proprio sulla richiesta scritta dello stesso presidente Pozza di un intervento nell'area che gravita intorno alla Camera di Commercio. Mi auguro insomma che quanto prima si possa mettere fine a tutto questo, ecco. Parliamo di turismo. A Padova il 2019 era stato l'anno migliore. Bene, nei primi mesi del 2023 ci sono già cifre record, alberghi e camere piene, musei da tutto esaurito. Un aumento dei pernottamenti del 30% e un numero di turisti record, 55.000 in più, rispetto all'anno migliore che era stato il 2019. A Padova nei primi 6 mesi del 2023 hanno dormito 575.000 turisti, addirittura 135.000 in più dell'anno scorso. Numeri eccellenti che confermano come l'effetto Urbs Picta continui a farsi sentire e nell'epoca dei social il passaparola ha un effetto eccellente, trasformando Padova in una destinazione turistica internazionale. Il calcolo è fatto sulla base delle tasse di soggiorno. La tassa di soggiorno monitora i pernottamenti. Ebbene, nell'anno precedente, nel 2022, nel primo semestre, avevamo 441.000 pernottamenti. Quest'anno, 2023, siamo arrivati a 575.000 pernottamenti nel primo semestre. Stesso discorso ovviamente per i musei e le opere d'arte. Siamo nel Palazzo della Ragione. Bene, quest'anno qui nel primo semestre sono entrate 86.000 persone, sono 15.000 in più dell'anno precedente e comunque 6.000 in più dell'anno record che è il 2019. La Cappella degli Scrovegni nel 2023 ha avuto un più 15% sul 2022. Ci sono stati da gennaio a giugno 187.000 ingressi. Gli ospiti sono per 2/3 italiani, per 1/3 stranieri da tutto il mondo. L'occupazione media delle camere è salita dal 60 al 70% e l'80% dei turisti ha un giudizio eccellente della città. Con grande cautela, se continua così, si supererà il 2019, anno record. Una buona notizia per albergatori, ristoratori, guide turistiche. Il sistema Padova, insomma, funziona. Adesso a Monastier per i 100 anni di Carmen Bivi. Comincio con la pace del mondo, che il Signore ne dà che la grazia grande, che la finiscino una volta per tutte.
che siamo cristiani, siamo bestie. Dopo c'è il Papa Francesco Benedetto, dove c'è lui il suo sorriso, che lavora con tanta fatica per ottenere la pace. Ogni sera nella sua stanza di Villa delle Magnolie a Monastier, nonna Carmen Bivi, 100 anni compiuti nei giorni scorsi, prega, come le hanno insegnato la mamma e la nonna, che pure avendo 13 figli non aveva esitato ad adottare anche 2 nipoti rimasti orfani. Prega per la pace, Carmen, e per chi decide le sorti d'Italia ed Europa. Dopo Mattarella, che era oggi sì, presidente, no, il giorno d'oggi. Dopo Mattarella c'è il presidente del Consiglio e dopo il capo dell'Europa, che si dà la grazia di tanta salute che gli duro le redine del cao più che il pollo che non va di tal fosso. E la capio? A sorreggere Carmen in questi lunghi anni, nata a Latisana il 16 luglio del 23, una grande fede dunque, ma anche lo smisurato amore per i propri cari. Non confiate ringraziare il Signore per la salute mia, dei miei figli, che stai tutti 3 bravi, che per me sono 3 perle, Signore. Sarta durante la Seconda Guerra Mondiale, sposa nel 1952 con Luciano Chiandotto, con sé sempre la grande devozione e la fiducia per il futuro, un sorriso contagioso per i familiari e per gli operatori della casa di riposo, immancabili per lei piante e fiori e soprattutto le rose che ha voluto a sua volta donare alla Vergine Maria. Ed è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. L'anticiclone torna a rinforzarsi, tempo più stabile e caldo in intensificazione. Il dettaglio di domenica 23 luglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, con tanto sole un po' ovunque. Cielo prevalentemente poco nuvoloso, ma con alcuni addensamenti, specie in montagna, che potranno dar luogo nel pomeriggio a locali temporali. Temperature in aumento, minime tra 14 e 22 gradi, massime tra 28 e 33 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato, con cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso invece sulla zona montana. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime intorno ai 30-31 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo, come di consueto, alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, ma nel pomeriggio non si escludono, come ci mostra la grafica, degli isolati temporali di calore. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 31 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.